Ritorno in classe in fascia gialla per gli studenti della scuola secondaria superiore, un ritorno, ricordiamo, al 50% della didattica per 3 settimane, che sarà il test di prova anche per il servizio di trasporto pubblico che ha fatto tesoro della difficile esperienza di inizio anno scolastico. Un'organizzazione certosina studiata nei minimi dettagli. All'Istituto Almerico da Schio sono previste 5 differenti accessi e uscite per 1050 ragazzi divisi in 52 classi, di cui 76 con disabilità. Crediamo che la situazione possa reggere, perché il timore che c'era fino adesso è che i trasporti potessero non contribuire nel reggere il sistema. Invece sappiamo che i trasporti sono aumentati, ci saranno anche degli steward che gestiranno meglio le salite sui mezzi pubblici, quindi noi siamo fiduciosi che tutto andrà bene. Un ritorno sui banchi che per il Daschio vede anche un evento importante dalle sue cucine. Infatti una ex allieva, Jessica Miolo, parteciperà online per l'Italia alle Olimpiadi di cucina che si tengono in India. Un rientro a scuola atteso dai ragazzi. L'umore dei ragazzi è veramente al massimo grado, non vedono l'ora di rientrare. Intanto si fanno i conti con le nuove iscrizioni in crescita. Un po' tutti i licei sono in crescita, il liceo quadri con numeri particolarmente importanti rispetto agli altri. Diciamo che adesso io sto già lavorando, infatti sono già contattata dai dirigenti per valutare appunto gli spazi e le necessità per il prossimo anno scolastico.